Buongiorno a tutti, oggi siamo a casa di Franco Zaccarin a Favaro Veneto, dove abbiamo portato a termine un intervento col Superbonus 110%. Abbiamo sostituito la caldaia esistente con un sistema ibrido della Daikin, abbiamo installato 6 kW di fotovoltaico, una batteria della Tesla, ovviamente con il sistema di ottimizzazione. Allora Franco, com'è andato l'intervento? Bene, sia come esecuzione lavori sono stati puntuali sia nei tempi e sia nei modi di esecuzione e sia per i risultati dell'impianto che sto vedendo soprattutto adesso nei mesi estivi, dove il fotovoltaico sta lavorando, praticamente io ho quasi i consumi azzerati come energia elettrica. Infatti qui da te è già un pezzettino che abbiamo portato a termine l'intervento, mi pare che siamo venuti nel mese di dicembre, Sì, sei stato tra i primi sì, proprio. sì, sì, sì. Ah, Infatti sui tempi che avevate previsto quando ho firmato il contratto, si era parlato di dicembre e infatti a dicembre hanno fatto i lavori. Tra l'altro veloci anche. visto poi le tue competenze, che insomma per lavoro eri anche un architetto, penso che anche un giudizio da parte tua sia molto attendibile. Sì, 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 questo mi ha avvantaggiato sia il fatto di essere un tecnico e quindi abbiamo concordato anche con i tecnici vostri alcune soluzioni per il passaggio dei cavi, il passaggio delle condotte, che quindi sono stati fatti in maniera proprio mini invasiva. Bene, quindi comunque come squadra, come, No, come no, bravi, lavoro. efficienti, puntuali, perché addirittura quando mi avete preannunciato i lavori ho detto tal giorno, all'ora sono là, quel giorno e quell'ora si sono presentati e hanno fatto tutto veloci perché si sono alternate le squadre, prima hanno fatto il fotovoltaico sul tetto, poi sono venuti i tecnici, hanno fatto la caldaia, poi hanno fatto la parte elettrica, la batteria, i collegamenti al quadro elettrico, ma tutto puliti anche perché senza lasciare tracce, quindi niente da dire, anche come tecnico, come cantiere, veramente efficienti. Bene, bollette hanno già iniziato ad arrivare. Bollette hanno già iniziato ad arrivare soprattutto a queste adesso dei mesi estivi e praticamente i consumi soprattutto di energia elettrica sono praticamente azzerati. L'ultima bolletta su un bimestre ha consumato 9 kW e con i 6 di fotovoltaico io ne rendo all'Enel praticamente il 60-70% della produzione la restituisco all'Enel. Bene, che adesso poi sai E che tra verrà l'altro anche retribuita anche novità quella. che non era stata prevista perché non era neanche in vigore Sì, quando abbiamo firmato il contratto, invece adesso di recente con un decreto il GSE paga anche la corrente che viene immessa in rete. Quindi oltre ad avere un risparmio sulle bollette, si ha anche un risparmio, cioè un'entrata dal GSE che va a compensare anche quel poco che si paga di bolletta. Quindi praticamente si azzerano i costi, perlomeno tutto il periodo estivo. certo. E per quanto riguarda invece l'aspetto burocratico delle carte, dei permessi, hai dovuto diventare matto come tanti pensano magari che No, bisogna no, girare per nessun uffici, problema. per... Sia per quanto riguarda l'APE, che è stata fatta direttamente sia prima e sia dopo col salto delle classi, è andato tutto liscio. Io ho presentato la planimetria catastale e i dati urbanistici e è andato tutto, io non ho dovuto fare niente. Bene, intervento come previsto inizialmente, effettivamente a costo zero, quindi non hai Assolutamente a dovuto... costo zero, deposito cauzionale che è stato chiesto, restituito nei tempi previsti, quindi confermo che il lavoro è fatto a costo zero. Perfetto. Con la nostra consulenza Bioenergia ti sei trovato bene? Sì, 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 fatto bene e anche puntuali su tutta la parte burocratica a valle dell'impianto, perché io ho avuto dopo tutti i fascicoli con le dichiarazioni di conformità, con il computo metrico dei lavori, cioè tutti i documenti che sono previsti per normativa e che sono stati fatti dopo la perizia del tecnico, l'APE con col salto di due classi, quindi tutto quello che era stato previsto è stato puntualmente presentato. Bene, se qualcuno ti chiedesse informazioni, quindi
Già Il merito. fatto, già fatto più di qualcuno, i vicini, i rimpettai, eccetera, hanno voluto i dati, il nome della ditta. Bene, ti ringrazio per la disponibilità e se hai Niente, bisogno sai dove trovarci. certo, Grazie ancora e buona niente, giornata. e grazie a voi.